Apocalisse capitolo 2. A lettera a chiesa Efesa. Una chiesa senza amore. La chiesa che sta in da città Efesa scrive questo. A così parla chi che tiene 7 stelle in da mano ritta e cammina in mezzo a chi di 7 candeliere ora. Io vi conosco buono e sacci che vi siete impegnati con tutte le forze vostre e avete portato parecchi profitti con due anni a credere che ha fermezza. E sacci che non potete alleggerire tutta infame che avete messo in una prova tutti quelli che sono vicini apostoli quando non sono apostoli, e la vita smerdiata innanzi all'occhio di tutta la gente, perché erano tutte bugiarde. Voi siete rimasti fermi in da fede, e avete malbattuto per via mia, senza mai vi qua. Ma con tutte queste faccia fa una cazziata, perché non tenete più tutto che l'amore vostro dei primi tempi. Come siete cagnati, ricordatevi come mi a principio, e tornate a essere nata volta come a prima, a dimandare perdono e mettetevi a fare nata volta che è l'opera buona che faceva prima. Casi no vanno a raggire stessi mezzo a voi e lui va a raggire chi lo candeliere, rinda chi lo pizza do stamo. Mangia sta una cosa a favore vostro, perché odiate tutte quelle che stanno facendo i Nicolaiti, proprio come tengo male pure io. Chi è capace di sentire se mettesse a di tutte quelle che è lo spirito dice a quelle chiese, per chi la raggia a mangiare e o frutta chi l'albero la vita, che sta in due giardini e Dio, imbaravisa, a tutte quelle che saranno capaci e a bengere un male. Lettera a chiesa di Smirna, una chiesa perseguitata. La chiesa che sta in la città di Smirna scrive questo. A così dice il Signore che prima e l'ultimo, chi che era morto è tornato a campanata vuota. I sacci che vi stanno guidando e vi stanno regnando afflizione e vanno a ridurre a campare in da pezzentaria. Ma la verità voi siete diventati assai ricchi. Sacci che stanno parlando male voi, certi che pretendono essere popolo mio, quando invece non appartengono a me, perché stanno a presa a Satanassa. Non vi pigliate a paura per tutte quelle sofferenze che vi aspettano. Sentite, oriavala, sta per buttare in da un carcere certe che stanno in mezzo a voi, per vi mettere in da una prova e sarete inquietati per una regina giorna. Voi invece sforzatevi per rimanere fedeli a me, pure a costa di morire, e vedrà già corona la vendita, che è la vita eterna. Chi è capace di sentire tutte quelle che lo spirito dice a chiesa, perché la seconda morte non guglierà a chi arriva a vincere. Lettera a chiesa di Pergama, una chiesa che ha tollerata l'idolatria. La chiesa che sta in la città di Pergama scrive questo, a così parla chi che tiene in mano soia, che è la spada a due taglie. I sacci che alloggiate a do Satana tiene il trono suo, e con tutte queste voi vi tenute ferme, e nome mie, e non avete agnata a fede vostra, ma anche in due tempi antipa, che è stata una testante mia assai frela, e fui accisa in da chiesa vostra, proprio a do Satana tiene a casa sua. Eppure voi tenga a fare una buona cazziata per certe cose storte che avete fatto. In mezzo a te ci stanno certi che io ne ho presa dottrina e Balaam, quello che faceva imparare a Balak, a prattare a rudere figli di Israele, costringendo a mangiare che carne sacrificata innanzi ai dei loro e facendo la gara rindano puttanizia. A così pure in mezzo a voi, già stanno che io ne ho presa che la dottrina era Nicolaita. Addomanate perdono e cagnate tutta la vita vostra, che se no io ve ne raggio contro voi e combatto a raggio contro queste persone, che a spada la bocca mia. Chi è capace di sentire tutte quelle che lo spirito dice a tutte le chiese, perché chi che vince, la raggio che la manna che tenga una scusa, e una bretella bianca dove sta scritto un nome nuovo, che nessuno può conoscere fuori chi che avrà questa bretella bianca. Lettera a chiesa di Adire, una chiesa che ha ceduto compromesso. La chiesa di sta città e di Adire invece scrive: a così dice il figlio di Dio, che la catena l'occhio suoi come lampa di fuoco e i piedi suoi lucenti come alla bronza. Io conosco tutta l'opera vostra, sacci che voi volete bene, che vi servite l'uno con l'altro e camminate in da fede con fermezza. E sacci pure che quella che state facendo mo è assai meglio e tutte quelle che faceva prima. Ma vaggia a strillare perché voi la state fa a Jezebel, che è la femmina che si fa passare per una profetessa e sta imparando e sta fatturando tutte le serme mie, buttandole in una schifezza e costringendola a mangiare che è carne sacrificata, innanzi ai dei loro. Il ha girato tempo per si convertire, che invece non ha voluto cagnare a capo e a vita sua a scendere in da che la disobbedezza. E beh, io vi raggiungo a che si dormiente e dolore, linda nulietta e una sofferenza assai rossa a tutte quelle che vanno con queste.
se non si cagneranno la vita allora. Poi farà giungere tutti i figli loro e tutte le di chiesa sapranno che i song kill, che smiccia tutti i pensieri e tutto l'amore dell'uomo, a ognuno è loro, da raggio che loro sapranno a meritare. A voi è di dire invece che non siete aiuti appresso a quella dottrina, che hanno avete conosciuto tutti chi li zuffonde e Satanas. Come vengono chiamate, non tengo nessuna intenzione di mettere in culo a voi adipismo, ma voi faccio questa raccomandazione. Tutte quelle che voi già tenete, aspettatevele con fermezza, e da qua ne torna a raggio un'altra volta in mezzo a voi. A chi che tenerà costanza insieme alla fine, mettendo in pratica tutta l'opera meglio. Darà giù potere, coppa a tutte le nazioni, e Dio pascerà loro con un bastone fiero, e smenuzzerà come a tanta vase segreta, con chi lo stesso potere, con Padre miserinde in mano mia, darà già che la stella la mattina, chi tiene orecchie, sentesse tutto quello che lo spirito dice a tutte le chiese.